Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati anche con il nostro ospite Gianangelo Bellati, segretario generale Unioncamere del Veneto, anche Eurosportello, e quindi qui apriamoci le attività commerciali produttive al nucleo vitale del nostro paese in un contesto europeo. Era necessario farlo prima delle elezioni europee perché bisogna capire la valenza dell'Europa, quanto realisticamente, quindi non con una figura politica che può portare l'acqua da un mulino o dall'altro a seconda di come la pensa, ma proprio con chi lavora oggettivamente, tecnicamente su un territorio, si raffronta costantemente con altri paesi europei, spesso è a Bruxelles e cercheremo anche noi di darvi un occhio tra un po' di tempo proprio da Bruxelles per farvi vedere come si opera, come si lavora, ve lo garantisco, e quindi per farvi capire qualche cosa in più. E quindi con questo appuntamento vogliamo far capire ai nostri telespettatori che valenza ha sostanzialmente un'Europa, quanto ci costa o quanto ci dà, diamo più noi o più riceviamo, e la Germania cosa sta facendo? È veramente il freno per la crescita di certi paesi? Ci affossa, ci vuole affossare per galleggiare, oppure dà una spinta propulsiva molto importante? Il debito pubblico, che peso viene ad avere? E tutto questo come si va a contestualizzare anche in un contesto non solo di dinamiche di equilibrio europeo, ma poi naturalmente nazionali. Poi daremo un'occhiata anche alla politica interna, perché si parla di smembramento, diminuzione del ruolo delle camere di commercio, c'è allarme tra alcune aziende, tra alcune imprese, allarme delle camere di commercio stesse. Unioncamere se ne fa portavoce, e quindi vediamo se con questa riforma che vuole attuare il governo Renzi si può andare a parare in un senso migliore oppure peggiore, perché di fatto non è molto chiaro ai cittadini questo. E allora, tanti bei temi, caldi. Partiamo dall'Europa? Partiamo dall'Europa. L'Europa è prima di tutto la nostra storia più recente, questa grande organizzazione che si è venuta a creare, che può essere chiamato un sovrastato, e nasce, non dobbiamo mai dimenticarlo, dopo delle guerre devastanti, delle guerre che hanno portato, pensate, la seconda guerra mondiale da sola ha ucciso praticamente, si dice, circa 60 milioni di persone, come se tutta l'Italia fosse cancellata con tutti i suoi abitanti. Allora, noi quando diciamo di no a qualcosa, di cambiare qualcosa, va sempre bene se porta verso il meglio. Quando però porta verso il peggio dobbiamo fare grandissima attenzione. Costruire è difficile, distruggere è molto facile. L'Europa quindi nasce per evitare che fra i popoli europei ci fossero ulteriori nuove guerre. Difatti noi abbiamo un periodo di pace da lunghissimo tempo. Nasce prima come unione di sistemi economici che quindi non dovevano più farsi la guerra l'uno con l'altro, poi cresce e difatti oggi effettivamente copre quasi il 90% di tutte le nostre attività. L'unica cosa su cui l'Europa, ahimè, io dico, non è coordinata è l'aspetto fiscale. Su quello è stato lasciato tutto il potere agli Stati membri. Perché oggi l'Europa è in difficoltà? L'Europa è in difficoltà non perché è l'Europa che non funziona, ma perché essendo come un club, come un'associazione di vari soggetti, ecco, questi vari soggetti hanno deciso che non vogliono più utilizzare l'Europa. Quindi non è tanto il voto del Parlamento europeo che ci sarà fra qualche giorno a determinare cosa sarà l'Europa. L'Europa è quello che sono i suoi Stati membri che decidono che essa sia, e i suoi Stati membri nell'ultimo periodo di tempo, da quando è finita l'epoca di Kohl, della Germania, Mitterrand, della Francia, quando c'era ancora gente che aveva degli ideali di un'Europa unita, ecco che l'Europa è diventata un'Europa più arida forse. Ma perché? Ma perché questo? Perché la spinta propulsiva c'è nel momento in cui tu hai una tragedia alle tue spalle o un problema da risolvere. L'Europa tutti questi problemi li ha risolti. Questi problemi che erano della guerra, dell'unione, del mercato unico, della possibilità di viaggiare. Noi possiamo viaggiare tranquillamente. Certo. Pensiamo solamente ai nostri turisti. Noi che siamo qui in Veneto e siamo la prima regione d'Italia per turismo. Il fatto che i turisti possano venire senza alcuna limitazione, questo sicuramente facilita la libera circolazione delle persone, che è obiettivo dell'Unione Europea. Quindi noi ne abbiamo un vantaggio perché abbiamo un grande turismo che è facilitato da un grande mercato. Ma guardiamo alle merci, noi siamo dei grandi esportatori. Perché noi ogni tanto si sente, si critica la Germania, ma pro capite la nostra regione, i nostri imprenditori esportano tanto quanto gli imprenditori tedeschi, pro capite. Certo in altre parti d'Italia non è così, noi ragioniamo sempre non per media nazionale, la media nazionale è il disastro, perché tu non hai più il quadro chiaro della situazione, preferiamo ragionare per macro regioni, nord, centro, sud Italia, o addirittura per regioni, così tu hai un'analisi chiara. Ebbene, esportiamo talmente tanto, 52 miliardi di euro,
ne importiamo 32 di merci, abbiamo un saldo commerciale che supera i 15 miliardi di euro, che è una fonte di ricchezza. Cosa vuol dire esportare così tanto, avere un saldo commerciale così grande? Vuol dire avere più aziende, vuol dire avere più occupazione. Certo oggi siamo in crisi, certo si devono modificare delle cose, ma perché siamo in crisi? Siamo in crisi per colpa dell'Europa o perché c'è qualcosa che a casa nostra non va? Allora, se noi guardiamo i numeri della pubblica amministrazione italiana, potremmo, guardate, sicuramente pensare che qualcosa non funziona piuttosto a casa nostra, anche perché l'Unione Europea ci costa il 2% delle nostre tasse, il 2%, il che vuol dire che all'Italia costa ogni anno circa 17 miliardi di euro, 16, fra i 16 e i 17. Poi dopo noi portiamo a casa 11 miliardi. Quindi ne portiamo a casa un po' di di meno. meno. Per le regioni del nord Italia è normale, perché è giusto che le regioni più ricche diano una mano alle regioni più povere. Il problema, anche qui, non guardiamo la media, dov'è che vengono persi i soldi? Soprattutto nel meridione, e che sarebbero le aree che avrebbero diritto ad avere più fondi. Perché questo? Perché i soldi europei, ma di questo credo non dobbiamo accusare l'Unione Europea, è un problema nostro. I soldi europei non vengono destinati per aumentare il numero dei dipendenti pubblici, come ahimè facciamo con i soldi invece della solidarietà nazionale. Certo. Il Veneto dà 20 miliardi di euro alle altre regioni, allo Stato, che sono utilizzati soprattutto per prendere dipendenti. Invece i soldi dell'Unione Europea servono per fare investimenti, progetti, strade, progetti di nuove imprese, occupazione, ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese. Ebbene, se le nostre imprese o il nostro sistema pubblico non è in grado in alcune aree di utilizzare questi soldi, non è colpa dell'Unione Europea. Altro caso, il settentrione. Nel settentrione noi utilizziamo di meno certi fondi, che non sono i cosiddetti fondi strutturali, quelli cioè dati in gestione alle regioni, ma utilizziamo, soprattutto ci interessano i fondi per la ricerca e sviluppo. Ecco, questa è una grande sfida che noi come Eurosportello stiamo affrontando. E quindi per cercare di fare in maniera che il settentrione, che utilizza tutti i fondi strutturali, 2/3 del bilancio dell'Unione Europea, viene dato in gestione dalle regioni. Quindi anche qua un ente che ti dà 2/3 dei suoi soldi, come fai a considerarlo un ente che accentra? Non è un ente accentratore, valorizza le regioni. Oggi le regioni, se non avessero i fondi europei, sarebbero veramente ridotte in una situazione difficilissima. Quindi noi adesso stiamo cercando di utilizzare sempre di più quegli altri che si chiamano i fondi a gestione diretta. Quindi sarebbero... Soprattutto è l'orizzonte 2020, l'Horizon. Quindi quello, sì. Sì. Quindi con certi obiettivi, certe peculiarità, eccetera. Esattamente. Quindi la critica all'Europa va sempre bene, perché è sempre bene che noi miglioriamo gli enti, a cominciare anche dalle piccole camere di commercio. Però un conto è criticare costruttivamente, un conto è distruggere. Distruggere ti lascia dopo uno spazio aperto. Chi lo riempie quello spazio? Siamo sicuri che sarà riempito meglio se noi cancelliamo l'Unione Europea. Che cosa succede ai nostri imprenditori che vogliono esportare? Potranno esportare? Chiediamolo a moltissimi anche di coloro che lavorano nelle imprese che esportano in questa regione. Siamo sicuri di mantenere i posti di lavoro? Oppure siamo sicuri di poter viaggiare così liberamente, poter andare a risiedere in un altro paese? Poter andare a lavorare in un altro paese dell'Unione Europea, poter non essere oggetto di discriminazione. Quando un'impresa nostra va ad investire, va a fare un business, perché andare fuori non è negativo, può essere molto positivo per il nostro territorio, puoi portare business, puoi aumentare le esportazioni. Quando va in un altro territorio viene discriminata. Oggi c'è l'Unione Europea, una volta non c'era. E allora tu sei discriminato in quanto italiano, chi è che ti difende domani? Oggi la prima cosa che interviene in pochissimi giorni è la Commissione Europea, interviene la guardiana dei trattati, costringe al rispetto quindi del principio di non discriminazione. E quindi tu hai poi la certezza del diritto. Altro aspetto fondamentale per l'economia, uno può dire l'economia, i numeri, l'economia vuol dire posti di lavoro, l'impresa ha una funzione sociale, crea posti di lavoro, crea il benessere. Ma una piccola riflessione anche andando oltre, l'euro. L'euro è un'altra cosa, è come Schengen, la possibilità di circolare in alcuni paesi è una Europa rafforzata solo per alcuni paesi. Così è l'euro, non c'è in tutti i paesi. Sicuramente si può migliorare. Per esempio, un euro così forte, questa è un po' la critica che si può fare,
Ma in realtà il problema, più che l'euro, sono i parametri di Maastricht che c'erano prima dell'euro, 91-92. Noi tutti abbiamo firmato, tutti d'accordo con i parametri di Maastricht, quindi nessuno l'ha imposto, tutti eravamo d'accordo, anche gli italiani, che ci fosse l'inflazione che non superasse il 3%, che il debito pubblico fosse al 60% al massimo, che il deficit, cioè quanto si ha come debito ogni anno, non superasse il 3%. È da lì che nasce il problema dell'Italia, perché l'Italia non è in grado di rispettare questi parametri. Questi parametri non sono aridi numeri. Se io rispetto il 60% o il deficit, io salvaguardo me, ma anche i miei figli, i miei nipoti, perché è facile vivere sui debiti delle prossime generazioni. Se abbiamo firmato e detto noi vogliamo avere una gestione sana della cosa pubblica e non vogliamo indebitare i figli, i nipoti, le nostre generazioni o perdere un domani le nostre pensioni, ebbene questo era prima dell'euro. L'euro si basa su questo. Certo, sì. Dobbiamo capire se l'Italia è interessata o non è interessata a questa politica di un sano bilancio pubblico. Ecco, quindi allora che dopo noi... Però vedi, questo è sacrosanto, ma come mai proprio in questo periodo l'insorgenza di nazionalismi spinti, anche in Francia per esempio, anzi ancora di più la Germania che vabbè si fa forte della sua posizione, insomma ci sono tutte queste correnti, o sarà perché i media le sottolineano di più a questo punto, perché all'occhio dei cittadini sembra quasi che la maggior parte siano i detrattori a ragion veduta in certo qual modo di un euro di un certo tipo, di un'Italia che altrimenti precipita, come la Francia dice a sua volta, cioè, Tsipras dall'altra parte in Grecia, ma Poretti abbiamo visto la fine che hanno fatto, per cui, ma senza far nomi, ci sono tutte queste ragioni che spingono da vari versanti e inoculano il dubbio anche in chi ha creduto in un'Europa, ci ha fatto affidamento, in un sistema produttivo che potesse crescere. In questo momento viene spinto in questi termini. Ci sarà una ragione? Ma la ragione c'è sicuramente. Quando c'è una crisi, perché si è vissuto troppo bene in un certo periodo, appunto indebitando le generazioni seguenti, e ti viene chiesto di stringere la cinghia perché a quel punto non puoi più continuare ad indebitarti, entri in una fase che è una fase, chiamiamola di austerity, o comunque una fase dove tu non hai più quei soldi a disposizione, devi cominciare a stringere un po' la cinghia. Ovviamente che cosa succede? Che è facile dare la colpa a chi è molto lontano e dire invece io che sono qua vicino, che sono il tuo rappresentante sul territorio, non ho nessuna colpa. Quindi assunzione di responsabilità, insomma. Esattamente, è una questione di assunzione di responsabilità che ovviamente io che sono un tecnico e che non faccio politica posso capire che sia una tentazione per chi deve poi giustificare alcuni malfunzionamenti del nostro sistema. Però è una tentazione molto pericolosa perché quando tu vai oltre un certo livello, che è quello della critica costruttiva, guai dire che l'Unione Europea va bene così com'è. Noi vogliamo un'Europa, per esempio, più vicina al cittadino, di regioni, non di stati. Oggi gli stati hanno preso il controllo totale dell'Unione Europea. E questo è il problema. Gli stati stanno impedendo all'Unione Europea di funzionare. Io l'ho detto anche in un'altra volta, in una trasmissione, che da cittadino europeo, italiano, veneziano, veneto, europeo, quello che a me fa paura è il nazionalismo, non è tanto le regioni che vogliono più poteri, più autonomia, qualche indipendentismo, che sono delle cose che all'interno dell'Europa di oggi sono delle cose assolutamente, diciamo, accettabili. Il problema sono i nazionalismi, perché sono quelli che possono portare ad un egoismo nazionale e locale che ti impedisce poi di dialogare con gli altri. A quel punto possono nascere delle guerre di carattere ora commerciale. Speriamo che si ridurranno solo a fatti... Però la situazione nei momenti di crisi è quella dove, ecco, una critica che si può fare all'Unione Europea, spiegare di più che cosa fanno a Bruxelles. Allora, questo viene fatto sostanzialmente quasi esclusivamente da noi dell'Aerosportello, che siamo l'ufficio di rappresentanza per il Triveneto, per il Nord-Est, e quindi siamo qui che cerchiamo un po' di spiegare con i numeri che cosa sta avvenendo. Però sarebbe opportuno che ci fosse uno sforzo anche finanziario, ma proprio con i mass media, di comunicazione molto più forte da parte della Commissione Europea, in particolare, che è l'organo motore. Forse questo renderebbe anche più partecipi i cittadini e comprensivi di certe dinamiche un po', no? Quindi questo aiuta moltissimo. Un attimo solo, do subito la parola, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Mi chiamo Liliana di Boschi Sant'Anna, Verona. Sì, signora. Ho appena aperto, sarà 5 minuti, non sapevo che voi faceste questa trasmissione. So che tempo fa la facevate. Sì, prego, Da tanto dica. adesso che la fate? Sempre, signora, ogni giorno. Allora, adesso ogni giorno ci sarò sempre. Grazie, signora. Ecco, Grazie molte. prego. Ci Ecco, continui a... allora, io dico, no, adesso quando parla questo signore, io non so nemmeno di che partito è, me lo dice? Non è di nessun partito, è un tecnico dell'Union Camere del Veneto, è il segretario generale. Ah, Ci ok. sta parlando dal punto di vista economico, valenza tecnica dell'Europa. Ah, ho capito. Beh, allora sarà informato bene, penso. Assolutamente. Sa più di me perché io sono ignorante in materia, in tutto, in tutta la politica. Però quella che a me mi dà fastidio, sa, che in tutte le trasmissioni, nella 7, Telenuovo, insomma, nella Rai 3, ci sono tanti politici di destra e di sinistra e dicono tutte le stesse cose. Mesi, giorni che ci dicono sempre, magari le dicono in un'altra maniera, però le dico la verità che io, guardi, devo andare a votare e non so nemmeno so. più chi a votare, Lo so, perché infatti. hanno tutti ragione e tutto torto. Chiari. Quello che mi dà fastidio è come dire, che non ammettono che non c'è nessuno, oppure pochi che ammettono che è stato l'euro che ci ha mandato, che ci ha ridotti così. Dopo ci saranno state anche tante altre cose, però l'euro, perché io quando non c'era l'euro prendevo 1170 di pensione e andavo bene. Adesso ne prendo 726 e vado male, dunque ci sarà qualcosa, vero? Certo, Io, adesso quando viene vediamo. l'inverno, sa, Certo. mi viene di tutto perché c'è il gas. Ecco, io dico solo il gas che è molto caro. Però dopo ieri c'è stato non parlamentare, un politico del PD che ha detto votate il PD e date la preferenza a Schulz. Perché io devo dare la preferenza a un tedesco? Va bene, non va lo bene. so io, che il tedesco sì. ci mette in ginocchio, ma è possibile che nessuno abbia capito che la Germania ci mette in ginocchio? Bene, signora, vediamo di rispondere alle sue perplessità. La ringrazio moltissimo. Grazie a lei, Grazie. signora. La signora ha incardinato in poche parole quelli che sono i dubbi esistenziali della maggior parte dei normali cittadini. È vero. Ma intanto Cioè, la quindi signora... il discorso dell'euro, della Sì. Germania... Intanto la signora dice che non conosce bene a fondo queste materie e la colpa non è certo sua, ma come dicevamo poco fa, è che le entità pubbliche dovrebbero fare più comunicazione pubblica istituzionale. Penso che sia anche un obbligo, se non sbaglio. È un obbligo. Infatti io sono qui non perché devo prendere dei voti, ma perché mi pare doveroso che il sistema pubblico che rappresento, che è quello dell'Union Camere, ma soprattutto in questo caso dell'Eurosportello, ecco, noi siamo valutati costantemente dalla pubblica amministrazione di Bruxelles sul lavoro che facciamo, veniamo valutati anche se andiamo o non andiamo in trasmissione a spiegare quello che avviene. E quindi ci vorrebbe maggiore forza, maggiore energia, soprattutto da parte delle istituzioni europee, per far capire quello che fanno. E così la signora potrebbe avere degli elementi in mano più importanti. Rispetto a quello che diceva, la signora parla di tanti anni fa, di quando c'era la lira e di quando c'era una situazione che era molto diversa. Noi possiamo guardare per esempio la slide numero 4, che piano piano forse la regia potrà farci vedere. Ebbene, la situazione noi non possiamo dire colpa della lira o dell'euro, noi dobbiamo dire che la situazione è collegata all'evoluzione di quella che è l'economia, di quello che è lo sviluppo. Era ineluttabile. Ed era ineluttabile, perché Cioè, se all'epoca... fossimo rimasti alla lira, la signora sarebbe arrivata, Ma se saremmo fossimo tutti arrivati quella a questa... storia non si fa mai con i sé. Sicuramente però la signora ricorderà che a inizi degli anni 90 ci fu un governo che venne a mettere le mani nelle tasche proprio degli italiani, ma direttamente nei conti correnti. E fu Un amore di l'inizio, governo. e fu Ecco la l'inizio, slide. e fu l'inizio di una situazione di grande difficoltà. Agnelli disse ad un TG la festa è finita, e aveva ragione, perché da quel momento in poi le cose non sono più andate bene, non perché c'era l'euro, c'era la lira. Stiamo parlando quindi, qui vediamo la tabella del debito pubblico, che è dall'inizio della storia d'Italia
fino ad oggi. Voi vedete che nel 1921 ha un picco terribile il debito pubblico, poi dopo la seconda guerra è sceso fortemente anche subito dopo quando è arrivato il fascismo, perché c'è stata la nazionalizzazione, poi dopo c'è stato di nuovo un aumento con la guerra, dopo la guerra è risceso e riaumenta. La parte quella più colorata è quella di competenza degli enti locali, quindi anche una falsità quando si dà la colpa del debito pubblico alle regioni o agli enti locali. Il debito pubblico in un paese accentrato come il nostro è di competenza soprattutto di responsabilità dello Stato. Il debito pubblico aumenta velocemente senza distinzione nell'epoca che c'era la lira o che dopo è entrato l'euro a inizio del 2000, però grazie all'euro c'è stato un periodo di diminuzione. Poi dopo purtroppo è arrivata la crisi finanziaria che nel caso di una moneta debole l'avrebbe spazzata. Io voglio fare solo il paragone alla signora del caso dell'Argentina. L'Argentina proprio all'inizio degli anni 2000 ebbe un grande default che non era protetto né da euro né da dollaro, un paese diciamo quindi che aveva la sua moneta, autonomo, sovrano, eppure ci fu la tempesta monetaria, valutaria, venne travolto. Ancora oggi loro stanno pagando il debito che da 20 anni, ormai da 15 anni, non riescono più a pagare, perché poi queste situazioni ti mettono nella situazione dell'impossibilità di pagare il debito e quindi tu esci fuori dai circuiti internazionali, perché uno Stato non può, come un cittadino, diciamo, permettersi il lusso, se vuole rimanere nei circuiti internazionali, di non pagare i debiti che ha accumulato. Quindi io capisco che la situazione di oggi è una situazione critica, ma forse critica per altre ragioni. E allora se noi guardiamo per esempio la tabella, quella che io faccio vedere molte volte del residuo fiscale. Io voglio farla vedere, però devo andare prima in pubblicità, così dopo siamo più tranquilli. Allora, continuiamo a dare appunto delle risposte che poi sostanzialmente anche la signora ha condensato nella sua perplessità, nelle sue domande. Guarderemo anche la tabella tragica del debito subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi.